Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla pillola del vostro Marietto veneziano. Bene, oggi vi voglio raccontare un'altra storia di fantasia di quando il vostro Marietto è andato in montagna nel Tibet, ma era troppo piccolino, aveva 5 anni e non sapeva cosa stava facendo. E adesso ve la racconto in modo stretto, mi raccomando è una storia di fantasia, prendete come una storia di fantasia, non andate in giro che il Marietto dice certe cose. Allora, aveva 5 anni e un bel giorno i suoi genitori adottivi gli vengono a dire: caro Marietto, oggi andiamo dallo zio in montagna. Perché il Marietto, visto che abitava, e voi ormai lo sapete già perché se mi seguite nel canale con le mie pillole, sapete benissimo che io abitavo su una scala di 175 gradini e in cui praticamente ero in mezzo ai boschi. E in montagna ci vivevo io. E invece mio zio Fulvio abitava in una città a 35 km da me, al terzo piano, e quindi si fece due calcoli e disse: ma come facciamo ad andare in montagna mio zio Fulvio se praticamente lui vive al terzo piano di una casa? Però chiaramente c'era in gioco il lecca-lecca. E sapete che quando facciamo queste riunioni così c'era sempre un lecca-lecca che arrivava, e quindi il vostro Marietto subito si è accodato, dice: andiamo in montagna, via. Partiamo come un'armata Brancaleoni e andiamo giù da mio zio Fulvio. E a questo punto il vostro Marietto sta praticamente al terzo piano, si è fatto tutto al terzo piano senza le scale, e mentre faceva le scale pensava: no, dove sta montagna? Perché io abito in montagna, ma qui di montagna non le vedo. Cercavo di dirlo ai miei genitori adottivi che non vedevo montagne, però loro dicevano: ma guarda, ti dobbiamo portare qui e poi vedrai. Morale della favola, cosa succede? Succede che io entro in camera con mio zio Fulvio mi dice: adesso stai tranquillo, arriverà una persona molto importante che ti spiegherà certe cose, tu però ascoltalo, non muoverti e fai esattamente quello che dice lui. Morale della favola, chi ti arriva? Arriva il capitano degli alpini di Torino. Mio zio Fulvio lascia la stanza e mi lascia lì con questo gigante, alto, biondo, con gli occhi azzurri, ben vestito, il quale mi dice: adesso noi faremo una cosa, tu però quando vedi entrare quella persona che entrerà non muoverti, perché vi devo dire una cosa, avevamo già fatto 3 volte, cioè già 2 volte un tentativo, ma avevo sempre avuto paura ed ero scappato e la cosa era finita lì, al che questa volta era l'ultima volta, perché il capitano di Alpini di Torino mi ha detto: se fallisci questo test ti devo allontanare da questo mondo. Io sinceramente non sapevo cos'era il mondo, però visto che c'era in ballo un bel lecca-lecca ancora, volevo giocarmelo fino all'ultimo, perché sapete, a quei tempi di lecca-lecca se ne vedevano pochi. Morale della favola, cosa succede? Succede che il mio zio Fulvio esce dalla stanza, restiamo io e lui, cioè io e il capitano di Alpini, io gli stringo la mano tanto per giocare sul sicuro, e a un certo momento sento un rumore tremendo di un motore. La stanza praticamente era chiusa, aveva anche la finestra chiusa e non riuscivo a capire da dove entrasse questo rumore di motore così. Insomma, questo rumore qui era fortissimo e non capivo da dove penetrasse. Morale della favola, cosa succede? Dopo un po' vedo i muri diventare delle rocce e lì ho cominciato a spaventarmi, perché ho pensato: magari senza accorgermi ci siamo trasportati nella stanza del vicino. E così il vostro Marietto cosa fa? Fa che resta impietrito e sparisce la porta d'entrata della camera e vede entrare in questa stanza una persona senza capelli e praticamente un saio bordeaux scuro. Questa persona qua, il Marietto la interpretava come un diavoletto, dice: caspita come brutta e pericolosa quella persona, ed ero tutto di ghiaccio, avevo così paura che non riuscivo neanche a scappare. Morale della favola, era impietrito e ho pensato: questo qui è un diavoletto, aiuto, però vedevo il capitano di Alpini di Torino che era impassibile, anzi era speranzoso che non scappasse. Morale della favola, cosa è successo? È successo che il vostro Marietto si è fermato tutto in un colpo, era stato fermo come un alpino e poi dalla paura non si è mosso. E poi
A un certo punto vedo che questo diavoletto si mette a parlare col mio capitano degli alpini, al che il vostro Marietto vide questa situazione e si tranquillizzò. Parlavano con un linguaggio che il vostro Marietto non capiva. E a un certo punto cosa succede? Succede che il tipo mi mette una mano nell'orecchio, tocca l'obo e dice una parola tipo pasta buona. Poi fa uno sguardo e si spaventa anche lui di vedere me. Io che avevo 5 anni ho detto, per fortuna gli faccio un po' di paura perché lui me ne ha fatta a me, così siamo pari. Parla ancora col capitano degli Alpini di Torino e poi se ne va. E mentre se ne va, io non ho capito ancora da che porta è uscito, praticamente lui si smaterializza, le mura spariscono e io praticamente ritorno a vedere la stanza come la prima. Al che a questo punto qua il capitano degli Alpini mi guarda e mi dice: cosa hai pensato quando hai visto questo signore? Io chiaramente c'era in gioco il Chupa Chups, il lecca lecca, non potevo dirgli che praticamente io ho pensato che questo era un bel diavoletto. E morale della favola gli dico: beh, quando io ho visto questo signore ho pensato a una brava persona, che sicuramente è una brava persona. Lui mi guarda, il capitano degli Alpini, e mi dice: senti, con me non devi fare il furbetto, capito? Perché io so cosa stai pensando, no? E morale della favola, lui mi sdogana e mi dice: è andata bene, adesso devo andarmene via perché non ho tempo di stare qui, ho cose importanti, devo tornare a Torino. Bene, cari amici, dopo cosa succede? Succede che entra lo zio Fulvio, no? Entra lo zio Fulvio, chiede cosa è successo al vostro Marietto e il vostro Marietto gli racconta tutta la storia, insomma, che era stato impietrificato da questo signore che è entrato nella stanza e non aveva visto da dove era entrato e praticamente non sapeva cosa fare il vostro Marietto. Voleva scappare via, ma poi si sono messi a parlare il capitano degli Alpini con questo signore qua, che poi nel tempo ho capito che era un maestro tibetano. Mio zio Fulvio mi ha spiegato che noi ci eravamo teletrasportati, non è che il tibetano era venuto da noi, ma noi ci eravamo teletrasportati. Chiaramente io ero troppo piccolo per capire certe cose e chiaramente io pensavo ancora alla Walt Disney, a quelle cosine lì, mica al teletrasporto, ai tibetani, quelle cose lì. Beh, morale della favola, il mio zio Fulvio si inginocchia davanti a me e mi dice: tu non preoccuparti, caro figliolo, che avrai sempre qualcuno che ti venderà, che si chiama Karma. Tu quando hai bisogno chiama la tua amichetta Karma, che lei arriva e ti salva. Poi io il giorno dopo chiaramente racconto la storia a scuola, la maestra, dico: ma sa maestra, ieri ho incontrato un diavolo, e le racconto un po' com'era. Lei subito ha capito che era un buddista e mi dice: ma tuo zio è un buddista? Io non sapevo cos'erano i buddisti, no? E gli ho detto: ma non so se mangia i budini, mio zio non so se mangia i budini, fuma tanto ma non mangia i budini. Morale della favola, avete capito che il vostro Marietto a 5 anni non ha capito molto delle cose come girano in questo mondo. Chiaramente, signori e amici che mi seguite sul canale YouTube, sapete benissimo che questa è una storia fantasia e niente, così mi piacciono raccontarle ogni tanto. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguito. Sarei contento se vi iscrivete al canale di Hildegard e Marietto Veneziano e alla prossima. Ciao!